Buongiorno, eccoci alla seconda puntata della seconda tappa di questo nostro cammino insieme, di questo racconto verso Santiago de Compostela. Allora, prima di passare alla seconda tappa, volevo dire due cose su Roncisvalle, che è stata la sede la sede della nostra prima tappa. La sera, prima di andare a cena insieme ai compagni di viaggio, siamo invitati tutti quanti, tutti i pellegrini di questo monastero, che alloggiano in questo monastero, a ricevere la benedizione del pellegrino. È una cosa abbastanza usuale, ricevere la benedizione prima di ogni tappa, ma più significativa di ogni altro era la benedizione ricevuta a Roncisvalle. Quindi, prima della nostra cena, sera, ci rechiamo nella chiesa attaccata al monastero e praticamente eh, tutti insieme riceviamo questa benedizione. A fine messa, a fine cerimonia, il sacerdote ci mette davanti all'altare in cerchio, tutti in cerchio, e in una decina di lingue dà la benedizione a tutti i pellegrini. Eh, è un momento molto forte, molto, molto bello e molto emozionante perché la benedizione ci rende più forti, più tranquilli, più sereni. In ogni caso, terminata la cerimonia, si va a mangiare tutti insieme in una trattoria del posto e si va a riposare, per la notte. Io dormo bene, diciamo che dormo abbastanza bene quella notte e la sveglia è per le 5 come sempre. La sveglia è alle 5 e mi incammino. Con gli altri del gruppo ci si mette d'accordo per partire tutti insieme. Io comincio a camminare con Cristigliane, che era stata la compagna di viaggio del giorno precedente, e, ehm, e da lì, e da lì partiamo. Partiamo con meta Villava, che è un paese alle porte di Pamplona. A metà tappa circa ci fermiamo, come solitamente si faceva, per uno spuntino, una colazione veloce, frugale. E qui Cristigliane incontra due ragazzi brasiliani e cioè, si attarda un pochettino. Allora io che ho a volte le spine sotto i piedi, niente, saluto Cristigliane con la promessa di rivederci, chissà mai, chissà mai. E niente, riparto per il mio cammino. Ripartendo col mio passo, incrocio Jeannette, che è una ragazza che era partita con noi da Saint-Jean-Pied-de-Port e che rincontro sulla strada. Incontro sulla strada e con lei faccio tutto questa seconda tappa. Jeannette è una ragazza giovanissima che suona al conservatorio, è una ragazza di Bolzano, di madre polacca, a cui è morto da poco il papà. Si vede che è un po' triste, pochissime parole, fa fatica veramente a parlare, però i nostri passi si susseguono l'un dopo l'altro con pochi scambi di parole. Però non mi molla, mi sta dietro, mi sta dietro su questo lungo percorso che attraversa anche un fiume. E finalmente dopo circa 34 km arriviamo a Villava. A Villava non troviamo posto, arriviamo un pochino tardi nel pomeriggio e non troviamo nessun tipo di posto. Tra l'altro arriviamo il 6 di luglio, no, il 5 di luglio arriviamo a Villava e c'è da ricordare che a Pamplona il 7 di luglio c'è la festa di San Firmino, quella festa, quella festa dove le persone corrono per le strade e si fanno inseguire dai tori. Allora, in virtù di questo, tutti i paesi vicino sono popolati da più che altro turisti
che desiderano partecipare a questa grandissima festa, che è la seconda festa di Spagna, credo, molto sentita e che dura una settimana. E quindi facciamo veramente fatica a trovare posto. A un certo punto Jeanette non ce la fa più, dico Jeanette, aspettami qui, vado a cercare io per il paese, dopo aver fatto 34 km, vado a cercare anche un posto per dormire. Arrivo davanti a un convento, arrivo davanti a un convento e leggo posti esauriti, tutto pieno. Sono preso dalla disperazione perché non so dove andare a picchiare la testa. Allora chiamo Jeanette e dico che cosa facciamo Jeanette? E lei dice io dormo anche sotto un ponte ma io da qui non mi muovo, io non ce la faccio più. Io potevo anche capirla ma pur di trovare un posto mi sarei anche mosso. I posti che troviamo sono solo posti carissimi proprio in virtù del fatto che appunto a Pamplona, lì vicino, ci sarebbe stata questa festa di San Firmino. Magicamente però da questo convento in cui eravamo arrivati, esce fuori un frate e io chiedo, è davvero tutto esaurito? Noi non ce la facciamo più. Dormiamo anche per terra, ma dateci un posto dove poterci lavare e un posto e un pezzo di pane. Allora il frate rientra nel suo convento, dà un'occhiata e dice: No, 2 posti sono rimasti. Ci sembrava un miracolo. Allora, felicissimi, entriamo in questo convento, prendiamo posto, ci laviamo i nostri panni e dopodiché andiamo nel patio, bellissimo, un bel prato con degli alberi e qui incontriamo eh, Alberto, Giovanni e Alessandro, che sono 3 ragazzi che avevano cominciato con noi il cammino a Saint-Jean-Pied-de-Port. Loro felicissimi e noi altrettanto, è una meraviglia rivedersi. Sul cammino succedono queste cose, no? Ci si perde, ma ci si ritrova, poi magari ci si lascia e ci si ritrova poi più avanti. È una cosa straordinaria perché a volte dai per perso delle persone e le rincontri e le rivedi con grandissima gioia, un po' come nella vita, no? Ci si perde a volte e ci si ritrova dopo tanto tempo. Con loro mangiamo, usciamo da questo convento e andiamo a mangiare qualcosa a Villava. Dopodiché il rientro è sempre rapido, diciamo, non si può entrare negli alberghi del Pellegrino dopo le 9:30, 10. Alle 10 bisogna spegnere le luci perché bisogna andare a dormire, bisogna riposare, non bisogna andare a noia e niente, dormiamo, ci risvegliamo tutti quanti e tutti quanti ripartiamo. Ripartiamo da Villava diretti a Puente la Reina. A Puente la Reina Alberto, che è il nostro veterano dei cammini, lui ne ha fatti già 6 o 7, l'ha fatto già 6 o 7 volte. Lui dice: Guardate che a Puente la Reina c'è un bellissimo albergo dove c'è anche la piscina. Ah, lì possiamo farci il bagno. A noi sembra un sogno, no? Puente la Reina dista una trentina di chilometri da lì, è una cosa che si può fare tranquillamente. E noi, e noi partiamo diretti a Puente la Reina. Anche qui chiaramente ognuno tiene il suo passo. Ognuno tiene il suo passo, è il 6 di luglio ehm, e camminiamo diretti a Puente la Reina. A Puente la Reina finisce la nostra terza tappa. Io sono talmente stanco che mi fermerei sul primo albergo. Il primo albergo che trovo dico no, basta, non ce la faccio più per oggi, possiamo chiuderla qua. Però poi Alberto, ricordando le parole di Alberto, dice ma no dai, ci troviamo a Puente la Reina dove c'è questo bellissimo albergo del Pellegrino, tra l'altro si chiama San Giacomo Apostolo. E allora niente, ci tocca fare ancora un paio di chilometri, attraversiamo tutto il paese, passiamo attraverso questo ponte meraviglioso, perché Puente la Reina, il nome della città, del paese, prende proprio il nome da questo ponte romanico molto antico e molto visitato. Attraversiamo questo Puente la Reina
e meraviglia, sulla mia sinistra vedo delle, delle cicogne. Ecco, una cosa che mi ha meravigliato sempre in Spagna è vedere quante cicogne ci sono in giro lungo il percorso di Santiago. Ci sono delle cicogne che sono lontane da me forse 50 metri, 100 metri. Sono meravigliose. I loro nidi sulle torrette, sui comignoli sono meravigliosi. E noi alloggiamo proprio in questo albergo del Pellegrino vicino, attaccato a questo campo rosso, tra l'altro, un campo rosso argilloso. E la prima cosa che vediamo è appunto è proprio la piscina, la piscina. Allora noi tutti contenti, felici, andiamo, andiamo a depositare i nostri bagagli, i nostri zaini, facciamo il bucato, siamo molto stanchi, siamo già nel primo pomeriggio, quindi la temperatura si è anche alzata. Andiamo a prendere, quindi ne facciamo i nostri panni, andiamo a stendere, dopodiché ci mettiamo in costume per andare a fare il bagno nella nostra piscina. Ma ahimè, le gambe non rispondono, non riesco a scendere le scalette che vanno in piscina. Incredibile vedere la piscina lì davanti a te e non poterci entrare perché ti fanno male le gambe dal gran cammino. A fatica riusciamo a entrare in ogni caso, un po' di bagno, ma le nostre ossa e i nostri muscoli sono talmente stanchi che riusciamo giusto a prendere un po' di fresco da questa piscina, ma ne usciamo subito. Intanto si era creato un gruppo WhatsApp tra tutti i pellegrini partiti da Saint-Jean-Pied-de-Port e praticamente sentiamo che sono in arrivo allo stesso albergo del pellegrino anche altre persone del gruppo che è partito con noi da Saint-Jean e con gioia le attendiamo. Addirittura gli ultimi arrivano alle 7:30 di sera, massacrati dalla fatica, massacrati dal dolore. Io mi prendo la briga di andare incontro a Vitalba, che è una ragazza, anche questo, in questo caso una signora di Seregno, le vado incontro, le prendo lo zaino e l'accompagno all'albergo negli ultimi 500 metri del cammino. Tra l'altro c'era anche una bella salita per arrivare a questo albergo del Pellegrino, quindi Vitalba mi vede un po' come un miraggio e quindi mi ringrazia tanto per questo aiuto e per essere andato incontro. Il gruppo è quasi, quindi a Puente la Reina il gruppo quasi si è ricompattato, manca solo Daniele, mi sembra che manchi solo Daniele e qualcun altro, tutto il resto, tutti quelli che erano partiti da Saint-Jean-Pied-de-Port si ritrovano a Puente la Reina. A Puente la Reina incontriamo Camilla, che è una ragazza pescarese, una ragazza molto particolare, tra l'altro una ragazza molto simpatica, ma con qualche problema di deambulazione, tant'è che dico, ma come fa questa ragazza a poter pretendere di fare il Cammino di Santiago? Però ha una forza di volontà incredibile, ha una forza di volontà incredibile. Lei arriva da un incidente, ha subito un incidente l'anno prima, mi sembra, e con questa forza di volontà cerca di fare il Cammino di Santiago. Cosa straordinaria del Cammino di Santiago è che si sentono storie incredibili, incredibili di persone straordinarie. Camilla è una di queste. Camilla è una di queste come tutti gli altri con cui ho avuto la fortuna di camminare. E niente, Camilla decide di venire con noi, ma chiaramente il suo problema di deambulazione non può permettere di avere il nostro passo. In ogni caso, io la perderò il giorno dopo, mentre gli altri le faranno compagnia per un po'. Bene, allora questa è la seconda puntata del, del Cammino di Santiago, del mio cammino. La prossima volta vi racconterò ancora qualche tappa con qualche altro aneddoto. Arrivederci e ciao, un bacio.